Ok, dai. Bene, due parole soltanto, buonasera a tutti. Intanto grazie a Rolando per la disponibilità. Per me è solo un piacere. Diciamo che doveva essere fatto prima, però poi ci siamo organizzati per fare altre cose, per non fare tutto insieme abbiamo preferito dividere e diluire nel tempo i vari eventi e quindi abbiamo associato questo convegno che ha preparato Rolando per oggi per le celebrazioni della giornata della memoria che si è svolta il 27 di gennaio e la giornata del ricordo che si svolgerà invece il 10 di febbraio. Io l'ho voluto fare insieme, diciamo, perché non vedo che ci siano differenze tra genocidi di un colore o di un altro. Credo che siano tutti genocidi compiuti da gente pazza e delinquenti, perciò che siano genocidio degli ebrei o che si tratti del genocidio degli italiani sul confine orientale, credo che sia più o meno la stessa cosa, compiuti con atti diversi, ma gli italiani sul confine orientale nella seconda guerra mondiale sono finiti nelle foibe, tra cui 2 di Bulzi, e quindi diciamo che unire le due cose non lo vedevo così, diciamo, un affronto per nessuno, voglio dire, ecco, mi sembra una cosa più che giusta fare le cose insieme. E quindi oggi appunto partiremo con un documento della prima guerra mondiale, di un bulzese che ha fatto la prima guerra mondiale, quindi ha vissuto la ritirata di Caporetto, tutta la zona qui del Carso, quindi lui proprio racconterà, poi Rolando ci dirà bene proprio cosa ha vissuto sulla propria pelle in quel periodo lì, per arrivare poi ai reduci della seconda guerra mondiale, prigionieri, fatti prigionieri, alcuni dai tedeschi, altri dagli inglesi, chi in Africa, chi in India, chi in Grecia, e poi per finire poi quasi in modo rocambolesco prigionieri dei partigiani di Tito. Insomma, una storia che comunque merita di essere ricordata, soprattutto perché, diciamo, non si ripeta più queste tragedie. L'obiettivo è proprio questo, no? Certo. Quindi grazie di essere venuti. Grazie a te. Mi senso. Allora, tanto vi ringrazio per la presenza, perché non sono argomenti che spesso attirano molta gente, no? Questi. Una piccola premessa: io questo lavoro ho iniziato a farlo nell'88, poi ho proseguito nell'89, nel 90 mi sono fermato per stanchezza, perché raccogliere le memorie di reduci, dei nostri reduci che hanno partecipato o alla prima guerra mondiale o che hanno avuto l'esperienza della seconda guerra mondiale non è facile. Io ho fatto inizialmente una 50-55 interviste su reduci della prima guerra mondiale, i famosi cavalieri di Vittorio Veneto, no? Perché mi era nata questo piacere, questa voglia di raccogliere le memorie? Perché ho partecipato a Sassari alla rifondazione, allo stadio dell'Acquedotto a Sassari, della Brigata Sassari, con 10-15 mila persone sugli spalti, quindi c'è stata nel tratto una grande dimostrazione di trincee, di assalti, no? Con le divise della prima guerra mondiale. Nel pubblico parlavamo, non ci chiedevamo, ma e tutti quei vecchietti che sono in fondo lì, chi sono? C'erano vecchietti con le medaglie, c'era il generale Musino, gli ultimi reduci, e quelli sono quelli che sono vivi ancora. E ho detto, ma che sono vivi ancora? Quelli che hanno fatto la prima guerra mondiale, pensavo non ci fosse più nessuno. No, c'era gente di Ossi, di Tissi, no, in mezzo a noi, così, parlavamo più del meno. No, hanno iniziato, no, a Ossi vede due. No, a Uri ce n'è un altro. Ho detto, manna su un'anziana, cioè, hanno già più di 90 anni, lì sono scappato, proprio per la fretta, per l'età che avevano, eccetera. E ho iniziato a raccogliere le memorie nei paesi vicini a Sassari inizialmente, ma sono arrivata a Gavoi, a Forni, a Orosei, non li trovavo, dove ce n'erano, in molti paesi non c'era più nessuno, Coaghe, ho interviste stupende,
fatti in 2 serate addirittura, 2 serate di seguito, quindi 8 ore di interviste. Per non dilungarmi troppo, una volta che ho fatto gran parte di questo lavoro, avevo chiesto a Bulzi, ma io ricordo che a Bulzi non c'era più nessuno, perché me ne ricordo, no, in occasione del 4 novembre, quel presente no, dei reduci della Prima Guerra Mondiale, guarda, è presente qua la sindaca, allora se lo ricorderà, ce n'erano 6-7, me lo ricordo, no? Quando presentato le medaglie? Negli anni 70, diciamo, 6-7 erano ancora. Erano anche di più. Anche di più. Io mi ricordo perché ero ragazzino. Quando ho fatto la consegna delle medaglie, Certo. Sì, Certo. ce l'abbiamo recuperata. Quando sono arrivato in paese, dopo aver fatto gran parte tutta la provincia di Sassari e gran parte della provincia di Nuoro, poi veramente mi sono stancato perché lavoravo a scuola la mattina, poi non entravo neanche a Sassari, partivo, perché questi lavori si fanno in fretta. Spesso prendevo appuntamento con un signore e diceva vengo domani, mi raccomando, vengo domani. Arrivavo e trovavo spesso il prete che aveva appena dato un'estremunzione, per dire, no? Perché erano molto anziani e molti li ho persi così. Però nella provincia di Sassari ne ho complessivamente 55, intere, proprio dal giorno che sono partiti a quando hanno terminato la guerra, ne ho almeno 20-23, che basterebbero solo quelle per fare un bel volume di memorialistica, no? Di racconti sulla Prima Guerra Mondiale vista dal basso, raccontata da chi veramente l'ha fatta quella guerra lì, che non è quella guerra che leggiamo nei libri, di storia, a scuola, eccetera, è tutt'altro. E stasera ve ne prendo un esempio perché vi faccio ascoltare l'inizio del racconto di Giuseppe Batorico, ma quando l'ho intervistato io aveva 91 anni, una voce lucidissimo, una voce flebile, quindi non è molto comprensibile. In cuffia sì, io l'ho trascritta tutta infatti l'intervista. Io volevo farvi ascoltare stasera solo la ritirata di Caporetto raccontata da lui, l'ha fatta tutta a piedi per 15 giorni, a piedi. Poi vi dico da quale zona è partito e dove è arrivato, però faccio prima a leggere, l'intervista è tutta in sardo, in Buzzizio, no? Però ho dovuta, trascrivendola, l'ho tradotta in italiano ma lasciando la cadenza sua, quindi è un italiano un pochettino, diciamo, capito? E così la lascerò quando la pubblicherò insieme a tutte le altre, quando farò una scelta. Subito dopo invece mi ero dedicato, avevo chiesto a Babbo se a Bulzi erano vivi ancora dei prigionieri di guerra della seconda guerra mondiale, e nell'89 c'erano ancora vivi. Me l'ha detto mio padre, Giuseppe Mureo, prigioniero in Libia degli inglesi, e su Giuliani Nettori, prigioniero degli inglesi lo stesso, e su Yumi Ligurisi, carabiniere, fatto prigioniero ad Isabella, di lui ascoltiamo qualcosa, e Gavino Mutinello. L'intervista più bella è quella di Gavino, perché nonostante abbia fatto lui anni di campo di concentramento in Serbia, tutto quello che racconta lo racconta col suo spirito allegro, sorridente, come quasi che quello che era successo è successo a un altro, non a lui, capito? Ed è bella per quello, perché racconta delle cose quasi incredibili. E Gavino, noi lo vedevamo, una persona molto semplice, no? Ha rischiato di finire in Polonia con i tedeschi, nei campi di concentramento, perché li stavano trasferendo in Polonia. Lui è fuggito di notte sono buttati in un ruscello, tanto la colonna dove era lui 4-5 mila uomini, no? Tutti prigionieri, c'era un tedesco ogni 100 metri, che stavano armati, eccetera. No, lo dice tanto molto a seguito, si sono buttati con uno di Sorso e altri 5, 6, 7, 8, e forse si sono salvati per quel motivo, ma non per molto. Quella la ascolteremo tutta, è un'oretta, però non stanca, perché è un bel ascolto quello lì. Speriamo che l'audio ci favorisca in questo senso. Allora, e chiaramente con tutto questa mole di lavoro, io l'ho fatto 30 anni fa e lo volevo pubblicare una volta che me ne andavo in pensione, mi dedicavo, perché vanno tutti sbobinati, trascritti, no? Ci vuole un sacco di tempo. Avevo già iniziato a farlo, poi mi ero stancato, come tante cose, non hai tempo di fare tutto e quindi devi interrompere. Lo farò prima o poi e ne ho tante cose da fare. Io potrei descrivere la ritirata di Caporetto fatta dai soldati sardi
in maniera separata dall'esperienza di tutta la guerra fatta dai soldati sardi, e non solo soldati che erano nella brigata Sassari. Io ho interviste fatte a finanzieri in prima guerra mondiale, a carabinieri, che avevano tutti compiti diversi nella guerra, soldati, arditi, ufficiali, sottufficiali, eccetera, non solo della brigata Sassari, perché pare che la prima guerra mondiale l'abbia fatta solo la brigata Sassari. No, certo, è stata gonfiata di eroismo, no? Tutta l'esperienza della brigata Sassari, eccetera. Però Giuseppe Adoricco era stato invitato anche lui, anche lui avevano chiamato a un certo punto a far parte della brigata Sassari. Non si è voluto andare lui, perché sapeva che sarebbe morto di sicuro, perché la brigata Sassari era una brigata d'assalto, quindi la chiamavano tutte le volte che c'era da fare un assalto particolare, e chiaramente la percentuale più alta dei morti ce l'aveva la brigata Sassari, perché faceva più assalti rispetto ad altri battaglioni. Pensate che i sardi nella prima guerra mondiale, ogni 100 morti dell'esercito italiano, 15 erano sardi, la percentuale più alta in assoluto, e questo già dice che cos'era quella guerra. Allora, potrei stare ore a raccontarvi queste cose, perché tutte le interviste che ho fatto me le ricordo tutte, ore e ore e ore di ascolto con questi anziani, vecchietti, che ti prendono. Allora, iniziamo con la memoria di Oggiano Salvatore Leomardo, Notto Serena, reduce dalla Grande Guerra, 15-18. Mi chiamo Oggiano Salvatore Leomardo, sono nato a Bulzi il 13 marzo del 1898. Ricordo che mi è arrivato l'ordine di partire per il fronte nel febbraio del 17. Il giorno mi sembra, se non ricordo male, il 17 di febbraio del 17. Mi ricordo che il 17 febbraio mi hanno chiamato a Sassari, da cui sono partito con destinazione Viterbo, al 60° Fanteria. Quindi dal 60° Fanteria ci hanno mandato al distaccamento che era a Ronciglione, in provincia di Viterbo, vicino a Roma. Lì abbiamo fatto l'addestramento militare. A Ronciglione il 19 maggio del 17 è arrivato il comandante del reggimento e davanti a lui abbiamo prestato il giuramento. Il 20 ci hanno armato e ci hanno fatto partire direttamente al fronte. Siamo andati in treno sino a Udine e quindi a piedi sino a Sabotino. Allora, molti di voi non conosceranno questi nomi. Allora, voi è andato, non è a fuoco l'immagine. Aspetta che la ingrandiamo un po'. È ingrandissimo, guarda, c'è lo zoom, un pochettino. Boh, basta. Allora, qui abbiamo Trieste, Gorizia è qui, lui è arrivato a Udine e l'hanno mandato nella vallata dell'Isonzo. Toni, tu sei stato lì e quindi ce l'hai ben presente. E Zio Salvatoricco parla esclusivamente di quella zona perché lì ha trascorso tutti i suoi mesi di guerra. San Gabriele, che è qua sulla sponda destra dell'Isonzo, poi c'è Monte Santo, Sabotino, il Vodice, che sono sulla sinistra invece, subito dopo Gorizia, sono delle colline. Quanti morti ci saranno stati in quelle colline? Perché la battaglia tra italiani e austriaci era conquistare la parte alta della collina, capito? Perché erano punti di osservazione, punti strategici. E allora, dopo il giuramento a Ronciglione ci avevano destinato al 45° Fanteria e dal 45° ci avevano destinato al 240° Fanteria, 48°, e siamo andati così al Monte Santo, subito dopo, è la prima collina dopo Gorizia, sulla sinistra dell'Isonzo. Al Vodice e a Monte Cucco. Il monte in realtà è Monte Cook con la K, però loro basati Monte Cucco, Monte Conrad, era il Conrad, eccetera, no? Quindi come tutti noi addociamo tutto. Lì abbiamo combattuto. Ricordo che in zona di guerra siamo arrivati dopo 3 o 4 giorni di marcia con lo zaino affardellato e ricordo che ci fermavamo solamente per pochi istanti. Incontravamo mezzi e soldati che andavano e tornavano dal fronte. Ricordo in particolare quando eravamo parecchi chilometri lontano da Udine, abbiamo incontrato un'artiglieria e un artigliere, ricordo che mi ha chiesto queste cose: di che classe siete voi? E io gli ho risposto un po' in sardo, un po' in italiano, che eravamo della classe del 1998. E lui mi rispose: poveri agnelli che andate al macello. Anche loro però si stavano recando al fronte, ma erano dell'artiglieria. Quindi avevamo ripreso a marciare verso il 45° Fanteria, che si trovava già al fronte. In pratica il 45° Fanteria serviva come rifornimento di soldati per le trincee, le riserve, diciamo. Ricordo che in quei giorni il tempo era bello, eravamo verso la fine di maggio
Una volta arrivati al fronte, a me mi hanno aggregato al 248esimo Fanteria e precisamente a una brigata siciliana, la brigata Gicente. Lì ci sono stato tutto il mese di giugno di Lamparas e luglio di Riulas. Ricordo che il 7 luglio di notte arrivò un grande temporale di acqua e grandine. A 91 anni si ricordava ancora questi particolari. Ricordo che ci trovavamo allora a Monte Cook, che si trovava vicino a Monte Santo e a San Gabriele. Arrivò, stavo dicendo, un uragano di lampi, tuoni e grandine, mentre l'artiglieria continuava a bombardare e noi lì in trincea. Lì eravamo in prima linea. La mattina successiva, col grande temporale, i soldati anziani che si trovavano lì con noi, ma che provenivano dalle prime battaglie del Carso, avevano sperimentato una cosa. Si legavano e stringevano le fasce che avvolgevano la gamba dalla caviglia sino al ginocchio in maniera talmente forte da non far circolare regolarmente il sangue sino alle dita dei piedi. Quella mattina ricordo questi avevano i piedi di Aitas. Tu me fatti. Era una scusa per andare in ospedale, quindi interrompere la guerra, no? Quindi li avevano mandati all'infermeria e all'ospedale. Ricordo quindi che una volta che abbiamo passato l'Isonzo eravamo andati sul Monte Cucco, sul Vodice e sul Monte Santo sempre a piedi. Ricordo che né noi italiani né gli austriaci riuscivano a raggiungere la cima del Monte Santo, che rimaneva sempre scoperta. All'assalto siamo andati il 17 agosto del 17. Prima del 17 agosto siamo stati per circa un mese in trincea con qualche scaramuccia con il nemico. Ricordo che qualche notte c'è stato qualche forte bombardamento da parte dell'artiglieria nemica, ma essendo il tiro dell'artiglieria molto lungo, le bombe andavano a finire alle nostre spalle, facendo quindi pochi morti o vittime. Quando lui dice pochi morti, sono decine, perché erano abituati a vederne a centinaia di morti. Se dovevamo fare i nostri bisogni corporali, dovevamo accontentarci di defecare dentro un sacco, una sacchetta, che poi veniva buttato fuori dalla trincea. Questo perché non si poteva uscire fuori dalla trincea. L'ordine lì, dove eravamo noi in prima linea, era tassativo. Nessuno, per nessun motivo, doveva lasciare o abbandonare il proprio posto. Se per caso gli ufficiali trovavano un soldato lontano, 9 o 10 metri o 15 metri dalla trincea, lo prendevano e lo fucilavano. Lo fucilavano gli stessi ufficiali italiani lì, perché quelli erano gli ordini. Nella mia divisione ne sono stati fucilati 17 per questi motivi. I soldati trovati lontani dalla trincea e quindi dal loro posto venivano presi, portati al comando che si trovava vicino alla trincea, venivano in fretta processati di fronte alla bandiera e se ritenuti colpevoli immediatamente fucilati. Non bastava le azioni di guerra. Per me questo non era giusto, perché alcuni di questi soldati fucilati erano stati trovati lontano dalla trincea solo per motivi di bisogni corporali. Ricordo che tra noi soldati in trincea ne parlavamo, ma eravamo come nel periodo fascista, quando non si poteva parlare male di questa legge. Bisognava solamente obbedire perché non c'era nulla da fare. Dicevo quindi che in trincea facevamo i nostri bisogni dentro un sacco, una sacchetta, che poi buttavamo fuori dalla trincea. Ricordo che la nostra trincea era alta o profonda poco più di 1 metro. Non potevamo uscire, quindi stavamo coricati, sdraiati e ogni tanto lungo la trincea c'erano le feritoie. Io ero un fante e avevo in dotazione il fucile 91 con la baionetta ed ero provvisto di bombe a mano, si chiamavano sippe, che erano come un limone. In trincea potevamo disporre di bombe a piacere perché c'erano le cassette piene, ma quando andavamo all'assalto li avevamo nelle tasche e nello zaino. Ricordo che in trincea non esisteva dei turni di riposo, bisognava stare sempre allerta perché il nemico era molto vicino. Ricordo che quando il sole stava per tramontare, illuminava la trincea austriaca che nella zona di Monte Cucco e Monte Santo erano distanti una cinquantina di metri, a seconda della zona. Eravamo quindi a tiri di bomba a mano e di fucile. Ecco perché stavamo sempre sdraiati e attenti in trincea. Notte e giorno si stava così. Quando arrivava l'ordine di attaccare, allora si attaccava. Ricordo che con noi in trincea c'era il caporale, il sergente, il sottotenente, il tenente medico, il capitano, eccetera, e ne sono molti anche. Le trincee erano scoperte e noi stavamo sdraiati, si stava poco bene. A proposito, ricordo quell'uragano di cui ho parlato prima, era il giorno di San Costantino, ecco le tappe, come facevano a ricordare, no? A distanza di tanti anni, le persone semplici, specialmente come zio Salvatorico, ricordava le feste paesane, capito? Di San Quantine, quindi 7 luglio, Le trincee erano scoperte e noi stavamo sdraiati, si stava poco bene. A proposito ricordo di quell'uragano di cui ho parlato prima, ma
Era il giorno di San Costantino, eravamo in trincea e non potevamo muoverci. Siamo rimasti sotto i lampi turni, la grandine dell'acqua nella trincea allagata per tutta la durata del temporale. Lo ricordo ancora, e ricordo che quelli più anziani di me, che erano già stati nel carcere del Trentino, che erano stati congelati, si avevano stretto le fasce alle gambe in maniera talmente stretta che la mattina successiva li avevano mandati tutti all'ospedale. Nel frattempo avevamo rinforzato e messo in forza di nuovo il reggimento. La mia compagnia era formata da 400 soldati. Stavo dicendo prima che il 19 agosto del 17 era arrivato l'ordine di fare l'avanzata verso Montecavallo, che è nella zona lo stesso, sulla destra dell'Isonzo. Ci trovavamo già in linea di Montecavallo quando è arrivato l'ordine di fare l'avanzata. Usciamo quindi dalla trincea, ma non c'era niente da fare perché i reticolati davanti alle trincee austriache erano ancora intatti. Non si poteva quindi avanzare. Infatti proprio in quell'azione è morto uno di Siniscola, è morto proprio sul reticolato. Ricordo che in quell'azione l'ufficiale ci aveva dato l'ordine di fare l'assalto all'Urlo di Savoia. Siamo andati all'assalto e appena usciti dalle trincee, malando niente, il nemico incominciò a sparare. E uno dei primi che erano vicini a me e che fu ferito era uno del 1898 come me ed era di Castelsaldo. Era un certo Vigliaroni, poi qui non l'ho scritto ma era Vigliaroni. Era stato colpito a Lingone, a Perrias, sulla vescica. Il soldato morto di Siniscola era un ardito, cioè un volontario che di notte o all'alba usciva da solo dalla trincea e si avvicinava ai reticolati austriaci per piazzarci sotto dei camelotti di gelatina per aprire qualche varco per il successivo assalto. Nella zona dove ero io, il reticolato nemico aveva una profondità di circa 5 metri ed era alto più di 1 metro. Questo di Siniscola era morto mentre si lanciava sul reticolato per cercare di superarlo. Lo abbiamo trovato, ricordo che in quell'occasione ci hanno fatto rifugiare dentro una galleria di Montecucco. La galleria era intitolata Vittorio Emanuele III. Questa galleria era talmente grande che poteva contenere un'intera divisione di soldati. Era una galleria scavata nella roccia, costruita dagli italiani. Dentro questa galleria siamo stati fino al 23 agosto del 17, dal momento che eravamo ormai decimati in seguito al fallito assalto. Dentro la galleria avevamo le lampade a petrolio e ogni tanto c'era qualche presa d'aria. Ricordo che gli ufficiali ci dicevano che da Tolmino sino al mare l'artiglieria italiana aveva in azione 21.000 bocche da fuoco tra pezzi grossi e medi. Ricordo che per averlo visto a Montecucco c'erano 94 batterie di bombardieri di grosso calibro. I proiettili erano alti come un uomo e si vedevano quindi quando partivano e in cielo sembravano tanti merli. Quindi scendevano in picchiata sui reticolati austriaci che venivano divelti e sconquassati. Stavo dicendo che ci trovavamo dentro quella galleria da dove siamo usciti il 23 agosto di mattina. Ricordo che quando siamo usciti non si vedeva niente perché era tutto coperto dalla nebbia. Non si vedeva niente. Ricordo che dentro la galleria non facevamo niente, eravamo a riposo completo. Stavamo seduti e coricati e pensavamo a morire. Non esisteva altro pensiero di quello che prima o poi dovevamo morire. Io allora avevo 18 anni, cioè erano ragazzi. Confrontiamoli con i ragazzi di oggi. Avevo 18 anni, eravamo giovanissimi, nonostante tutto qualche scherzo dentro la galleria si faceva lo stesso. Il rancio non sempre arrivava, ma quando arrivava ci davano un riso che era ormai freddo e asciutto, che quasi non si poteva mangiare. C'erano giorni che il rancio non arrivava per niente e allora ci arrangiavamo con i viveri di riserva. Come viveri di riserva avevamo le gallette che erano rotonde e alcune scatolette di carne. Da bere avevamo una borraccia d'acqua che dovevamo razionare, ci davano anche il cognac, ma io non lo bevevo. Il 23 agosto, dopo che arrivavano sui monti sopra di noi in continuazione le granate nemiche, era arrivato dal comando supremo l'ordine di uscire dalla galleria dove eravamo nascosti all'assalto del nemico. Usciamo all'assalto ma non troviamo nessuno. Nelle trincee austriache che trovavamo c'erano dove 5, dove 10, dove 15 morti, tutti morti per il gas. Ricordo che abbiamo fatto 12 km di avanzamento. Al 12° chilometro abbiamo visto che sul Monte Santo c'era una batteria austriaca che tirava sulle nostre truppe quando prima cercavamo di avanzare. A questo punto il nostro comandante di reggimento ha formato una squadra di volontari, formata da un sergente e 4 o 5 soldati. Questa squadra, una volta arrivata sulla batteria austriaca, aveva trovato i soldati nemici legati alle mitragliatrici. C'erano munizioni per sparare per un sacco di giorni. Queste notizie ce le hanno riferite i soldati appena rientrati dalla spedizione. Quei soldati austriaci erano stati uccisi dal sergente e dai volontari della squadra, mandata per far tacere quelle mitragliatrici che già tanti di noi aveva ammazzato.
Il sergente aveva spaccato a fucilate la testa a tutti quei nemici. Noi quindi abbiamo continuato a fare l'avanzata. La zona era formata da pianure, colline, altipiani e vallate. Occupavamo così Monte Santo e Monte Cavallo. Monte Cucco era già stato occupato. Andiamo quindi a riposo a Brecca, lui dice Brecca, Brecca era una frazioncina sulla riva destra dell'Isonzo, che era un posto dove c'era una chiesa. Vicino a Brecca c'erano le montagne dove il nemico era ben vivo, in Slovenia, erano in Slovenia, l'attuale Slovenia. Gli austriaci sparavano addosso e sui monti di Brecca, direttamente da Trieste, con un 305, grosso cannone a lunga gittata. Vedevamo i proiettili di 305 sparati dalle vicinanze di Trieste raggiungersi e sradicare di colpo enormi alberi di castagne. Visto il continuo bombardamento, il nostro comandante ci aveva dato l'ordine di scappare dove si poteva scappare, nascondersi e ripararsi immediatamente. In quei momenti io mi sono visto perso. All'ora del rancio ricordo che si avvicinava un aereo di ricognizione austriaco e ci buttava addosso un sacco di granate e di bombe e ci facevano quindi fuggire. E mentre ognuno di noi cercava di mettersi al riparo, succedeva che spesso ci lasciava la pelle. Questo è successo per un po' di giorni, mentre eravamo a riposo a Brecca. Un giorno arriva un capitano di artiglieria, ma capitano davvero, mi diceva lui. Non ricordo come si chiamava quel capitano, ma non era sardo. Appena arrivato lo hanno informato dell'abitudine degli aerei di ricognizione austriaci di scaricarsi addosso sempre all'ora del rancio carichi di bombe, causando regolarmente dei morti. Il capitano, informato di tutto ciò, si mise al pezzo e alla solita ora, visto avvicinarsi il solito aereo, gli spara una rosetta di colpi e infine un colpo centrale che abbatte immediatamente l'aereo. Io guardavo la scena dal mio nascondiglio ed eravamo contenti dell'operazione. Il giorno dopo, alla solita ora, ne arrivava un altro e di nuovo il capitano lo buttò giù. Ne sono arrivati complessivamente 4 e tutti sono stati abbattuti. Non ne ha sbagliato nemmeno uno questo capitano, era veramente bravo. Finito il breve periodo di riposo, è arrivato l'ordine che il nostro reggimento doveva andare per occupare San Gabriele. San Gabriele e San Michele, proprio sulle pendici del Carso, penso che sia stata la zona dove ci hanno lasciato la pelle più soldati in assoluto. Ancora oggi ci vanno gli amanti col cercametalli, no? Cercando, è pieno di rimasuti della prima guerra mondiale, ancora oggi, capito? Penso che sia stata la zona dove ci sono stati più morti in assoluto. Sentite come lo racconta lui, perché era lì. Finito il breve periodo di riposo, è arrivato l'ordine che il nostro reggimento doveva andare per occupare San Gabriele. San Gabriele risultava davanti a noi in linea retta e ne avevamo già sentito parlare di questo San Gabriele. Infatti in una zona tra Monte Santo e San Gabriele c'era una fontana dove nessuno aveva il coraggio di andare a prendere l'acqua. Non ci andava più nessuno perché chi ci andava non ritoccava mai. Ogni secondo arrivava alla fontana una granata. Ricordo che io sono rimasto per 13 giorni con una borraccia d'acqua, 1 litro. Ricordo che il mio reggimento era partito per il San Gabriele il 3 settembre del 17 e sono rientrato nel reggimento il 16 settembre del 17. Era quella l'azione del San Gabriele che avevamo iniziato il 3 settembre. A San Gabriele ho visto tante di quei, qui a pianto, quando ho fatto l'intervista. A San Gabriele ho visto tanti di quei morti che non ho visto poi per il resto della guerra. Mamma mia quanti morti, mamma mia, quanti morti ho visto davanti e intorno a me in quei giorni. Nella mia compagnia, che eravamo in 400, siamo riusciti a salvarci in quell'azione solo in 37. Degli ufficiali si è salvato solamente il mio capitano perché era malato e non aveva partecipato all'azione. Tutti gli altri erano morti sul San Gabriele. Nella battaglia del San Gabriele eravamo andati all'assalto alla baionetta verso la trincea nemica. San Gabriele era un monte con sopra una pianura dove c'era la trincea nemica. La nostra trincea era sulla linea del monte. Ricordo che era molto difficile uscire dalla nostra trincea per il continuo fuoco del nemico. In genere quasi tutti quelli che uscivano all'assalto non rientravano più perché venivano immediatamente colpiti. Ricordo che allora si avvicinò e venne nella nostra trincea un colonnello, era molto bravo ed aveva fatto la guerra di Libia, prima quindi nel 1911. Ad un certo punto si è alzato e in piedi sul bordo della nostra trincea e con la pistola in mano si è messo a sparare alcuni colpi di pistola verso la trincea nemica e subito gridò: 248, primo battaglione, pronti per l'assalto.
Savoia! Ma appena il battaglione usciva dalla trincea veniva annientato dalle mitragliatrici austriache. Io ero lì vicino, facevo parte del terzo battaglione, così a turno e a ruota si usciva, compagnia dopo compagnia, all'assalto. Ad un certo momento nell'assalto mi sono trovato con il mio maggiore e altri soldati dentro il fosso fatto da una granata, e mentre ci riparavamo dal tiro del nemico il maggiore ci diceva: guardate ragazzi, lasciate dire e lasciate fare al colonnello quello che vuole, voi non lasciate questo posto e state al riparo, non lasciate questo riparo per nessun motivo, perché l'artiglieria della Marina Militare Italiana stava sbagliando i tiri e invece di tirare sulle trincee nemiche stava tirando sulle nostre trincee e sulla nostra zona. Capitava, succedeva. E lì siamo rimasti dentro quel fosso di granata per 13 giorni senza poterci muovere. E dove andavamo? Attorno a me c'erano i soldati morti a mucchi, uno sopra l'altro, e ormai in putrefazione. Ricordo che quando avevo sete mi bagnavo solamente le labbra per risparmiare l'acqua. Ricordo che in alcuni momenti non riuscivo neanche a respirare per la puzza dei morti che c'erano attorno. Al 13° giorno che mi trovavo in quel fosso di granata, mi ha visto per caso un soldato del 48° Fanteria. Io e qualche altro eravamo sdraiati. Quando ci ha visti, rivolgendosi in modo particolare, mi ha detto: 248, dove fai qui? Che vuoi? Gli ho risposto: guarda che abbiamo dato il cambio al tuo reggimento già da 5 giorni. Io gli ho risposto che non era vero. Pensavo che non era vero e non pensavo certamente di fuggire, perché i carabinieri mi avrebbero preso e consegnato al comando che mi avrebbe fucilato immediatamente per diserzione. Guarda che sono sicuro, mi ripeteva il soldato, ma non gli ho creduto. Intanto, strisciando piano piano, pancia a terra, passando tra i miei compagni morti, sono riuscito a ritornare alla nostra trincea, dove dopo un po' ho incontrato un tenente del 48° Fanteria che aveva preso il posto del nostro reggimento. Signor tenente, gli ho detto, aveva i gradi sotto la manica per non essere riconosciuto dal nemico, e mi ha risposto: 248, guarda che il tuo reggimento è andato via già da 5 giorni. E io gli ho risposto: signor tenente, veda che sia sicuro, perché io non voglio essere fucilato. Non ti mando certamente per essere fucilato, guarda, mi ha risposto così. Mi trovavo proprio sopra San Gabriele e sotto, più in basso, c'era San Marco, Santa Caterina e Santa Lucia in pianura, sulle rive dell'Isonzo. E il giorno prima li avevo visti andare all'assalto alla baionetta all'Urlo di Savoia. Scappa, mi diceva il tenente, ma io non sapevo dove andare, era una pianura e vicino c'era l'Isonzo dove c'era il posto di medicazione. Io durante l'assalto di San Gabriele non ero stato ferito, ma ricordo che mentre il maggiore ci diceva di non muoverci da dentro quel fosso, di non muoverci da dentro quel fosso di granata, era scoppiata vicino a noi una granata che aveva ammazzato il maggiore e molti miei compagni. Al momento di liberarmi da quella terra che aveva addosso, pensavo di avere una gamba rotta, perché non riuscivo a muovermi, e mi stavo quasi rassegnando a morire lì, perché in genere chi veniva ferito durante l'assalto moriva poi lì sul campo per mancanza di soccorso. C'erano i portaferiti che avevano il compito di raccogliere i feriti, ma mentre eseguivano il loro compito venivano spesso uccisi anche loro. Quindi, a parte quelli che venivano colpiti a morte subito, anche i feriti e quelli che non avevano la forza di mettersi in salvo morivano dissanguati tra atroci agonie. Ritornando a me, ricordo che ho iniziato a togliermi da dosso la terra, pensando e temendo di avere una gamba rotta, perché mi faceva male, ma una volta liberata la gamba della terra mi sono accorto che non era rotta, e quindi piano piano, strisciando pancia a terra, mi sono recato alla trincea dove avevo trovato il mantenente del 48° Fanteria che mi aveva detto di scappare. Scappa, figlio mio, almeno tu ti puoi salvare, scappa, mi aveva detto. Ma dove scappare, mi chiedevo io. Su San Marco e Santa Lucia e Santa Caterina ogni minuto arrivavano 10 o 20 shrapnel, erano bombe a doppio scoppio, scoppiavano prima di arrivare a terra e quando arrivava a terra. Quindi quando scoppiava in aria, diciamo, poteva colpire dall'alto, no? Erano bombe studiate proprio per annientare le truppe. E allora ho perso la riga, ecco sempre. Bombe che scoppiavano prima di toccare il terreno, scoppiavano quindi in aria, esplodendo in tutte le direzioni, in centinaia di schegge di tutti i tipi, compresi chiodi, pallottole, eccetera. Quando sono arrivato a metà discesa da San Gabriele, sentivo le bombe arrivare, quindi mi riparavo. E appena scoppiava ripartivo e riprendevo a correre, e durante la corsa i talloni mi toccavano il sedere. Durante quella corsa ho rischiato molte volte perché le bombe arrivavano continuamente. Ad un certo punto mi ha salvato dalla morte proprio una trincea austriaca ormai conquistata. Mi ha salvato dallo scoppio di uno shrapnel.
mi ha salvato proprio per un pelo perché sono saltato dentro mentre correvo. Ad un certo punto mi trovano i carabinieri che avevano il compito di controllare che i soldati non disertassero e mi hanno chiesto come mai mi trovassi da solo. E io ho risposto che stavo tornando indietro a riposo e che io avevo perso il mio reggimento perché disperso. I carabinieri erano in seconda linea, quindi vicini alla prima linea. Quindi sono arrivato a Lisonzo, che era un fiume grande ma non era molto largo. A Lisonzo c'era un comando di tappa e gli ho chiesto dove si trovava il mio reggimento. Mi hanno risposto che si trovava a riposo a Brecca, in quella frazioncina. Brecca da lì era lontana, ma deciso lo stesso di mettermi in cammino. Ero morto di sete, morto di fame, morto dalla stanchezza, insomma, più morto che vivo. Quando mi trovavo alla distanza di circa mezzo chilometro dal nostro trinceramento, appena arrivato al trinceramento, mi sono accorto che all'interno delle trincee c'era 1 metro e più d'acqua. Le trincee erano completamente allagate. Infatti in quella zona pioveva moltissimo. Eravamo, ricordo, in settembre ed ero arrivato alla riva dell'Isonzo. Appena arrivato lì, ho detto a me stesso che nell'acqua non sarei passato. Lì vicino c'era la guardia che era armata e che non lasciava passare nessuno. Ero arrivato vicino al ponte sull'Isonzo, c'era la guardia che non lasciava passare nessuno perché era pericoloso. Gli austriaci concentravano il tiro su quel punto, anche se quel ponte era formato da barche. La guardia mi ha obbligato a passare nel fiume perché gli austriaci, anche vedendo solo un soldato passare sul ponte, gli riversavano addosso anche 10 cannonate. Io non volevo passare nell'acqua, volevo rischiare a passare sul ponte, ma la guardia italiana continuava a invitarmi ad attraversare a guado il fiume. Insomma, io sì e lui no, io sì e lui no, sino al punto che la guardia mi mise la baionetta al fucile dicendo: guarda, non ti sparo, ma se passi sul ponte ti infilzo e ti ferisco con la baionetta. Allora ho attraversato il fiume. Quando sono arrivato alla periferia di Gorizia è passata una macchina. Era un furgoncino che serviva per portare pochi soldati. Proprio per caso dentro quel furgoncino c'era il sergente della mia fureria. Io intanto camminavo lungo la strada e barcollavo per la stanchezza e per tutto il resto. Quando il furgoncino mi ha raggiunto, sono stato fortunato perché il sergente della mia fureria mi ha riconosciuto e a voce e a urla mi ha chiamato: "Oh Giano, ma dove sei stato?" Io gli ho risposto che ero a San Gabriele. "Vieni in macchina, dai." E così mi ha portato dal capitano, dal maggiore e quindi dal colonnello, che mi hanno chiesto: "Come hai fatto a ti salvare?" E io gli ho raccontato come era venuto. Mi avevano dato per disperso e al comando dell'armata era pronta la cartolina per la mia famiglia, dove c'era scritto che io ero disperso sul San Gabriele. Disperso in realtà voleva dire era l'avvertimento alla famiglia, no? E invece ancora la cartolina era lì. Ero stato ormai 5 giorni come disperso. Lì eravamo a Brecca ed eravamo in settembre. Una sera, ma non ricordo di preciso se eravamo alla fine di settembre o agli inizi di ottobre. A questo punto inizia a raccontare la ritirata di Caporetto. Lui si ricordava settembre e ottobre, la ritirata è iniziata alla fine di ottobre, no? Sino al 15 novembre. Allora, arriva l'ordine che il 248 Fanteria doveva disfare le tende, versare gli zaini, perché si doveva ripartire in trincea. Quando eravamo pronti, iniziamo a camminare e arriviamo al Monte Corrada. Il Monte Corrada è il Conrad. Allora, il Conrad sono le montagne della Slovenia, sono montagne alte oltre 2000 metri, sopra Tolmino e questo è Caporetto, era un paesino allora e questo qua. E loro si stavano spostando da questa zona su queste montagne. Allora, quando eravamo pronti, iniziamo a camminare e arriviamo al Monte Corrada, il Corrada Narva, era il Conrad, verso Tolmino, nella Cardia. Sul Monte Corrada ci siamo rimasti un po' di giorni. Pochi giorni dopo che eravamo sul Monte Corrada arriva l'ordine che gli austriaci stavano avanzando verso il Monte Corrada. Allora, per capire meglio l'evoluzione della guerra, Cadorna, l'errore di Cadorna qual era stato? Perché si aspettava l'invasione austriaca tedesca dalla parte del Trentino, quindi aveva spostato la maggior parte delle truppe italiane, diciamo, verso il Trentino, scoprendo quella zona lì. Invece gli austriaci l'hanno capito e sono entrati da questa parte. Allora, pochi giorni dopo che eravamo sul Monte Corrada, arriva l'ordine che gli austriaci stavano avanzando verso il Monte Corrada. Arriva quindi l'ordine di spostarsi da quella zona.
Scendiamo quindi verso la provincia di Treviso, in ordine sparso. Appena siamo arrivati giù, ogni colonnello si è preso il proprio reggimento, perché eravamo tutti sparsi e disordinati. Il nostro colonnello si chiedeva: ma che cosa dobbiamo fare? La seconda armata era quasi tutta prigioniera del nemico. Noi facevamo parte della seconda armata e stavamo rischiando anche noi di essere presi a tenaglia dal nemico, o stavamo per essere circondati. Potevamo prendere solamente la strada per Udine. Ad un certo momento il colonnello ci dice: via, ritirate, e ci incamminiamo verso Cividale e poi Udine. Noi, senza saperlo, stavamo andando a Udine, che nel frattempo era già stata raggiunta dai tedeschi, dagli austriaci, quindi loro erano indietro ancora. Ad un certo punto il nostro capitano chiama un sergente e un po' di soldati, tra i quali c'ero anch'io, e ci danno l'ordine di andare a vedere più avanti, a esplorare, diciamo, che cosa stava succedendo. Ricordo che si sentivano i colpi, tapum, tapum, tapum era il suono dei fucili austriaci, quelli italiani facevano ta, 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 i soldati invece, la meccanica, no, del fucile austriaco era ta, pum, e quindi loro dal suono riconoscevano se stavano arrivando oppure no. Arriviamo ad un certo punto da un tenente che ci dice: ma dove dobbiamo andare con i soldati ormai stanchi? Stiamo andando verso la prigionia, c'era troppo disordine, chi dava un ordine, chi ne dava un altro, non si capivano più neanche tra gli ufficiali. I nostri ufficiali ci dicevano, sconsolati, che la guerra era finita ormai, era persa, gli austriaci erano ormai vicini. Nonostante tutto ci incamminavamo verso Udine e giunti a circa 3 o 4 km dalla città, e sempre a piedi, si presenta a noi un tenente vestito con la divisa di tenente cappellano che ci disse: dove andate voi? A Udine, rispondemmo noi. A Udine ci sono già gli austriaci, non andateci, perché vi fanno tutti prigionieri. E allora dove andiamo? Gli abbiamo risposto: prendete questa via, ci rispose. Ma l'anno, quel tenente, capimmo dopo, era austriaco. Era una spia e parlava bene l'italiano, e io avevo sentito tutto bene. Dopo aver intrapreso la strada indicataci da quel tenente spia, e dopo aver percorso circa 1 chilometro, ho chiesto a un compagno che era con me e che si chiamava Cannas: ma dove dobbiamo andare? Dove siete gli austriaci che sparano dietro di noi? Se andiamo in quella direzione ci ammazzano, ci fanno tutti prigionieri. E dove andiamo allora? Mi rispose Cannas: prendiamo questa strada, dissi io, che era la nostra destra, era la strada che portava a Palmanova. A Palmanova siamo arrivati che era ormai tardi, era quasi buio, abbiamo pernottato lì. Lì a Palmanova eravamo 4 o 5 soldati insieme, gli altri erano sparsi e dispersi. Lì ci siamo riuniti, poi ad altri 2 o 3 soldati ormai sbandati. Non eravamo sbandati solo noi, no, e c'erano sbandati anche degli ufficiali, ognuno andava per proprio conto. I paesi che incontravamo erano abbandonati e per mangiare qualcosa ci fermavamo nelle fattorie abbandonate, dove trovavamo dei viveri e del vino. Ad un certo punto ho sentito degli spari, ta-pum, malanno, questi sono gli austriaci, pensavo tra di me. Mi alzo e sono andato a dire al mio tenente, che era coricato e dormiva dentro un fienile, fuori Palmanova, mentre noi dormivamo fuori per terra. Io sentivo le fucilate che erano ormai vicine e svegliai il tenente di soprassalto informandolo dell'imminente arrivo degli austriaci. E così riprendevo la strada con il tenente e pochi altri compagni a piedi e siamo arrivati al fiume Tagliamento. Quando siamo arrivati al Tagliamento, nella riva del fiume, il tenente ci ha chiesto che cosa dovevamo fare. Io gli ho chiesto che mi buttavo in acqua per raggiungere l'altra riva. Il fiume era in piena, ed era molto largo. Il tenente mi consigliò di buttarmi nel fiume e mi invitò ad andare con lui lungo la riva del fiume. Arrivavamo ad un certo punto ad un ponte della ferrovia, dove il tenente con la pistola in mano si fece strada con minacce e urla. Immaginate voi, la strada era piena di carri, di gente che sfollava, di bambini, di anziani, di militari, tutto. Immaginate un disordine completo, no? Si fece strada con minacce e urla. Io mi sono attaccato alla sua giubba e così sono riuscito a passare il Tagliamento in mezzo a migliaia di soldati sbandati, mezzi militari e civili che andavano verso l'interno dell'Italia. Ricordo che una volta passato il Tagliamento ho fatto un po' di strada che era piena di civili sfollati e soldati, ma ricordo che in mezzo ai nostri c'erano anche gli austriaci. Ad un certo punto sento un forte boato, mi giro, è vero che era stato fatto saltare in aria il ponte della ferrovia dove ero passato pochi minuti prima.
Il ponte era stato fatto saltare mentre veniva attraversato da civili, con carri, soldati italiani e austriaci. Non sembra vero neanche a raccontarlo. Era saltato il ponte del treno e questo l'ho visto io. Era pieno di soldati italiani, di civili sfollati, soldati austriaci che cercavano di raggiungere l'altra sponda del fiume per salvare il ponte. Venne fatto saltare con tutta quella gente sopra. È strano, ma questi soldati austriaci non ci sparavano. Primo, perché erano ancora pochi. Secondo, perché molto probabilmente interessava loro salvare il ponte. Tutto questo l'ho visto perché ero lì presente. Lì era già ormai tutta una pianura, era in piena pianura veneta, no? Ricordo che mentre guardavamo da lontano il ponte che esplodeva e saltava con tutta la gente sopra, il nostro tenente diceva: se avessimo tardato ancora 10 minuti saremmo saltati in aria anche noi. E così abbiamo ripreso a camminare verso il Piave, ma ad un certo momento ci siamo fermati perché il tenente aveva male ai piedi e non riusciva più a camminare. Dopo alcuni tentativi di ripresa mi ha detto: oh Giano, scappa, io non ce la faccio più a camminare. Vi sto costringendo a camminare troppo lentamente, rischiamo così di essere fatti prigionieri dagli austriaci o essere ammazzati. Quindi io ho continuato a camminare lungo la ferrovia insieme ad altri e ho passato il Piave senz'altro di notte perché mi sono trovato al di là del Piave senza essermene accorto. Infatti quando sono arrivato all'Endinara vicino a Modena io mi chiedevo: ma dove sarà il Piave? E invece lo avevo già passato senza accorgermene. Durante la ritirata, ricordo, perché se ne parlava, la terza armata era tutta intera ed era comandata dal duca d'Aosta. La seconda armata invece, che era comandata dal generale Cappello, tra parentesi quello del tradimento, ma detto lui, era tutta sbandata o prigioniera del nemico. Stavo dicendo che ero arrivato all'Endinare vicino a Modena e lì eravamo considerati dei dispersi perché non esisteva più nessun battaglione o reggimento. Quindi ci hanno radunato, inquadrati nuovamente e ci hanno mandato a Vicenza. Arrivati a Vicenza, senza essere inquadrati in nessun reggimento, ci mandano a Montecalda, penso in provincia di Vicenza, e lì ci hanno inquadrato, ci hanno dato da mangiare, ma non il cambio della biancheria. Ricordo ancora che io avevo addosso gli stessi indumenti, alla stessa divisa che avevo indossato alla mia prima partenza. Eravamo tutti sporchi, piedi di pidocchi, non avevamo ancora il cappotto, avevamo ancora la mantellina, perché eravamo ancora in ottobre. Appena siamo arrivati al Monte Calda, dicevo, ci hanno messo a scappare e costruire trincee per cercare di contrastare il nemico, se fosse riuscito a passare il Piave. Lì a Monte Calda ci sono rimasto sino al Natale del 17. Verso il Natale del 17 è arrivato l'ordine che chi voleva fare il corso di mitragliere poteva farlo dietro una semplice domanda. Io inizialmente non volevo fare questo corso, ma poi mi ha convinto un amico che faceva il furiere. Ma io già no, e fare il corso di mitragliere, almeno eviterai qualche mese di guerra. E dove mi mandano a fare il corso? Chiesi io. A Dolo è vicino a Mestre, rispose il furiere. E così partivo per fare il corso di mitragliere, in 40 o 50 soldati. Giunti a Dolo, mentre si faceva l'appello, ho conosciuto un tenente sardo, si chiamava Campus Pietro ed era di Ozieri. Mentre il tenente faceva l'appello, è appena arrivato al mio cognome, si fermò e mi chiese: ma tu sei sardo? Da dove vieni? Io gli ho risposto che provenivo dalla provincia di Sassari, ma lui voleva sapere qual era il mio paese. Io gli dissi che ero di Bulzi. E lui: di Bulzi? Allora conosci un certo Bernardino Porco. Se Bernardino Porco, no? Certo che lo conosco, le risposi io. E siccome di santi c'ero solo io, che facevo il corso di mitragliere, mi prese in consegna con lui. Il corso è durato un paio di mesi, ma dal gennaio del 18 fino al maggio del 18 abbiamo fatto sempre addestramento con le mitragliatrici. Quando gli austriaci nel giugno del 18 hanno nuovamente sfondato e passato dall'altipiano Casiano, no? Scendendo nella vallata del Piave, e dalla parte del Trentino, il Piave e stavano avanzando, vengono a prenderci 8 camion grandi a Dolo e ci portano a Meolo, vicino a Vicenza, dove ho visto il duca d'Aosta. Giunti a Meolo, ricordo che era di sera, incontriamo la brigata Sassari che tornava indietro perché stavano scendendo, no? la massa dei soldati austriaci. Incontriamo la brigata Sassari che stava tornando indietro perché gli austriaci stavano avanzando e non essendoci sufficienti rinforzi stavano tornando indietro anche loro. Così erano gli ordini, mi risposero. I miei compagni mitraglieri erano tutti continentali e siccome io ridevo
vedendo la brigata Sassari tornare indietro, mi chiesero: perché ridi? Rido sì, risposi io, se torna indietro la brigata Sassari cosa potremo fare noi? Ragionava lui, perché la fama c'era già, no, della brigata. E continuavamo ad andare avanti, ma dopo aver percorso 2 chilometri ci hanno fatto scendere dal camion, attenti adesso, e gli ufficiali hanno iniziato a sistemarci con le mitragliatrici. Lui faceva il caporale, lui non mitragliava, lui dava gli ordini ai soldati che avevano le mitraglie. E continuavamo ad andare avanti, ma dopo aver percorso 2 chilometri ci hanno fatto scendere dal camion e gli ufficiali hanno iniziato a sistemarci con le mitragliatrici a ferro di cavallo, ben appostati, in attesa dell'avanzamento del nemico. Gli austriaci sarebbero dovuti passare per forza in quel punto, era l'unica vallata che permetteva la discesa della pianura, no? Dal Trentino. E lì li hanno aspettati. Gli austriaci sarebbero dovuti passare per forza in quel punto e una volta lì noi avevamo l'ordine di fare fuoco. Avevamo piazzato in postazione 68 mitragliatrici Fiat che sparavano 500 colpi al minuto. Lì ho conosciuto Umberto di Savoia, principe di Piemonte. Guardate questi aneddoti, non semplici. Mi ricordo ancora molto bene, era arrivato a cavallo con altri 3 soldati, di cui uno era della cavalleria. Il cavallo del principe aveva una ferita nella pancia da cui usciva un pezzo di budella. Umberto di Savoia era già grandicello ed aveva allora 14-15 anni, ma era già alto. Un ufficiale, vedendo il cavallo in quelle condizioni, non avendo riconosciuto Umberto di Savoia, lo rimproverò, non avendolo riconosciuto, perché vestito come un semplice soldato. E gli disse: adesso ti aggiusto io, come ti chiami? E quello là: sono il principe di Piemonte. E l'ufficiale non sapeva dove uscirci per nascondersi. Lì, in quel punto, ricordo, c'è stato un grosso combattimento e ricordo che il giorno di San Giovanni, ecco le tappe, no? Quindi il 24 giugno del 18, c'erano stati molti morti perché gli austriaci avevano sfondato. Noi eravamo in postazione ed era di mattina ed eravamo in pianura. Dagli atti reticolati che si trovavano davanti alle mitragliatrici Fiat vedevamo il nemico che avanzava verso di noi. Noi eravamo sistemati in un campo di grano che era ormai in avanzata fioritura. Il grano era stato tagliato e insieme al grano anche i pergolati di viti. Vedevamo a circa 2 chilometri di distanza gli austriaci che, a dire che erano molti è poca cosa, erano moltissimi e avanzavano a squadroni affiancati. Noi li stavamo aspettando e una volta giunti a distanza di tiro aprimmo il fuoco con le mitragliatrici e in poco tempo cadevano tutti a terra morti e feriti. Allora venivano avanti a plotoni affiancati, ma regolarmente li facevamo fuori tutti. Allora hanno iniziato ad avanzare a battaglioni affiancati che noi regolarmente distruggevamo. Non se ne è salvato neanche uno, tutti morti. Per avere un'idea del numero di soldati austriaci abbattuti in quella battaglia a Meolo, dico che sono morti nel campo oltre 50.000 austriaci. Noi sparavamo con 68 mitragliatrici e una volta fermati gli austriaci che avanzavano, siamo andati alla controffensiva. Ricordo che mentre correvamo in avanti all'inseguimento del nemico sentivamo le bombe della nostra artiglieria che dalle retrovie allungavano il tiro cercando di aprirci e coprirci l'offensiva. E questa è tutta la memoria di Giuseppe Adoricco. Ditemi voi se a 91 anni aveva dimenticato qualcosa. L'esperienza della guerra gli è rimasta viva e lui mi diceva che se la sognava spesso anche. E durante questa intervista, qui chiaramente non lo dico, piangeva spesso e volentieri, perché ha rivissuto di nuovo tutti quei momenti. Questa è prima guerra mondiale. Siccome il lavoro io volevo completarlo nel mio paese, a Burzi, lui era l'unico, no? Allora sono passata alla seconda guerra mondiale perché allora c'era, i numeri c'erano, no? E avevo chiesto a Babbo se c'erano stati a Burzi dei prigionieri di guerra, che la guerra l'avessero fatta in tanti si sapeva, no? Non erano così anziani, ma a me interessava l'esperienza dei prigionieri di guerra e Babbo mi aveva detto che vivi allora nell'89 c'erano zio Miguel Liguris, Gavino Mutineddu, Giuseppe Adore Mureo, Giuliani Nettori, 4 o 5, l'altro chi era? Insomma questi, io sono riuscito a intervistare zio Miguel Liguris,
a Gavino Montenegro, su Gianni Nettori e su Salvador Moreno, solo loro. Però l'intervista più completa è stata quella di Gavino, che ascolteremo, di Gavino Montenegro. Ma il bello di quell'intervista è che lui ne parlava come che tutto quello che ha subito lui nella prigionia era successo a un altro, perché lo diciamo quasi sorridente, no? Ed è bellissimo, l'ascolteremo, se non siete troppo stanchi l'ascolteremo. Magari non ascoltiamo tutta l'intervista di Zio Micheli, però racconta tutta la sua prigionia da carabiniere. Lui era carabiniere in Etiopia. A me mi ha raccontato da quando è partito, no? Sono interviste lunghe, io ho stralciato una mezz'oretta, ma non è il caso di ascoltarla tutta, ne ascolteremo qualche pezzettino, poi ve la riassumo io. E la cosa più bella è che dopo 10 anni ha incontrato suo fratello, perché anche lui è prigioniero in Africa, e si sono trovati in un campo di concentramento a Liverpool, in Inghilterra, dopo 10 anni. Cioè sono questi fatti, no, che colpiscono, e lui lo stesso piangeva quando mi raccontava queste cose. Pensare che Zio Michele Gurisi è stato trasferito dall'Etiopia prigioniero in campo di concentramento a Bombay, a Calcutta, in India, dove c'è stato 2 anni senza fare nulla. La vita del campo di concentramento era liberi ma senza fare nulla per 2 anni così, poi trasferiti in nave in Inghilterra, a guerra finita ormai, e lì chiaramente sempre in campo di concentramento, però avevano una libera uscita, o dei militari diciamo, e lì lui si è informato, aveva saputo che il fratello era prigioniero in Africa, se poteva raggiungere il fratello in Africa, magari in un altro campo di concentramento, no? Invece gli inglesi gli hanno detto: no, chi è il più grande tra i due? E subito mano Zio Michele, no, allora la domanda la deve fare il più giovane, gli hanno detto, era una prassi degli inglesi, e così hanno fatto. Quindi è arrivato il fratello lì dove era lui e sono tornati insieme dalla prigionia. Quindi chiudiamo questa cartina adesso e un accenno a Zio Michele. So, anche io ho saputo che a Bulzi prigionieri di guerra ce ne sono stati tanti altri, però quando ho fatto le interviste io ho intervistato quelli che erano vivi ancora. So che il padre di Vanna era stato lo stesso prigioniero degli 5 anni degli inglesi, sempre in Africa, vero? Ed è rimasto sempre nei campi di concentramento in Africa. Dato per disperso va e poi era stato accolto a San Pietro. Pensavano che era morto, poi Certo. è tornato. Quindi perso di vista lui. No, invece Zio Michele mi diceva che lui aveva la possibilità, ogni tanto gli davano qualche foglio, no? Potevano scrivere 2 righe a casa e riceveva anche ogni tanto qualcosa. Anche Gavino Montenegro, nonostante fosse prigioniero in campo di concentramento della Serbia a 2500 metri d'altezza con 4-5 metri di neve, però ha detto che a casa sua sapevano che era prigioniero, e quando era nelle miniere, ha lavorato nelle miniere lungo il Danubio eccetera, in Ungheria o Bulgaria, adesso non mi ricordo di preciso, ma l'ascolteremo, ci vedrà lui. Spesso scriveva a casa, talvolta riceveva anche qualcosa, capito? Anche Gavino Montenegro, la guerra finita, è rimasto fuori tanto, e non vi dico quando è tornato a Sassari e ha bussato alla porta delle sorelle che studiavano a Sassari, no? Maria e l'altra sorella che studiavano alle magistrali, avevano una casa a Sassari, bussa e gli hanno chiuso la porta in faccia, non l'hanno riconosciuto, era talmente magro, deperito, messo male che... Però babbo mi raccontava che quando è arrivata a Bulzi, hanno fatto a Bulzi, non so se qualcuno se lo ricordano, non credo, una settimana di festa. Zio Gavino Montenegro ha fatto festa per una settimana, perché era rientrato a casa uno che non si sarebbe salvato, capito? Ma anche Zio Antonio Moreno era stato... Allora, io ho anche l'intervista di Salvador Moreno, però lui mi ha regalato i documenti, no? Perché quando rientravano dalla prigionia, chiaramente venivano fermati e dovevano chiaramente compilare un verbale, perché succedeva anche questo. E i militari italiani spesso, quando incontravano prigionieri di ritorno, non erano sempre convinti che erano veramente prigionieri, ma potevano essere anche dei disertori. Quindi venivano rinterrogati e valutato la deposizione, vero? I carabinieri erano per quello. C'erano per quello i carabinieri, no? E quindi Salvador Moreno, pure Zio Michele, avevano
la copia del verbale redatto proprio al rientro in Sardegna, quando sono entrati nella prigionia, e Salvatore non riusciva a parlare, non riusciva. Ho l'intervista, mezze frasi, diceva anche perché mi stai facendo ricordare tutte queste cose, mi diceva, perché le aveva cancellate. E Salvatore Morea ha fatto una ritirata nei monti della Libia verso Tripoli, morto di sete, proprio si sono salvati così, li hanno salvati gli inglesi, cioè fatti prigionieri gli inglesi, ma allo stesso tempo li hanno salvati perché sarebbero morti lì dal sete, capito? E mi diceva che è stato a Tripoli 3 o 4 anni lo stesso e faceva il facchino di porto, li mandavano a lavorare e poi rientravano al campo di concentramento, quindi venivano anche sfruttati, no? Come manodopera. Fioni Nettore, l'unica cosa che mi ricordo, anche lui poche parole, perché non riusciva, scoppiava a piangere quando ricordava, era già una persona di poche parole lui, no? E in più quando ricordava questi momenti, insomma, lui è stato fatto prigioniero lo stesso dagli inglesi, però una cosa la ricordava, ci ha passato in rivista Rommel, diceva lui, no? Famoso generale nazista, e mi ricordo che mi ha fatto così nella spalla, dice, bravi soldati italiani, bravi. Questo ce l'ho registrato, se lo raccontava, no? Per lui chissà che cosa voleva dire, no? Capito? Però sono interviste molto superficiali per lui, perché hanno voluto cancellare tutto. Sì. Rivivendo quei momenti non erano in grado di. Infatti c'è quando Morea a un certo punto ha detto guarda, cambia, dammi con la cartella. Detto Dalia, lì c'erano tutti i documenti della prigionia, eccetera. Allora, io direi che è meglio passare un accenno, vi faccio sentire solo del Giuseppe Adoricco il livello dell'intervista, proprio per sentire, siccome qui non è molto chiara, allora ho già un Salvatore, per vedere com'è stata l'intervista. Siamo su settembre o settembre? Una terra zero, o dove lui non può che una bambina, non è sempre levato. Non è comprensibile tutto, no? Lui aveva una vocina femmina, la cuffia si capisce tutto, però così. Quindi studenti vanno troppo, hai fatto del tempo, versare guadagni tutto, Eccetera. Me l'ho letto io, no? Molto bella, no? Certo, bella è sentirla, no? Come è stata raccontata, tutto in salvo, giustamente, eccetera. Allora, io quella di Zio Micheli ve la riassumo, però a Bulzi io ho saputo anche che c'è stato Zio Costantino Fiore, che era lo stesso, è stato fatto prigioniero proprio con Zio Micheli, poi li hanno separati e si sono persi di vista. E qui c'è vero? E io non l'ho conosciuto tuo padre, altrimenti l'avrei intervistato. Non ci raccontava mai nulla. Vero? Quello che hai detto tu è molto giusto. Risponde la verità, perché soffriva. Sì, molti soffrivano. E lui era molto riservato, però un giorno abbiamo scoperto nel comodino il suo diario. Lui annotava tutti i giorni, anche solo il cibo che veniva passato, una sofferenza. E c'era Antonello questo diario. La corrispondenza poi, appunto, che era con mamma era una di quelle, le spose bianche, li chiamavano. E la corrispondenza veniva attraverso il Vaticano, certo. Questo Papa, quindi le lettere, È vero, le sì. foto. È vero, ma ce ne sono state anche altre Abruzzi, Sì, era carabiniere, sì, sì. Infatti gli hanno fatto prigionieri insieme in Etiopia. Adesso non c'è più la polizia militare, i carabinieri, quel conto, non ce l'hanno più, prima era più. Guarda, gli ascoltiamo un pezzo dell'intervista perché è abbastanza comprensibile, quella di Zio Micheli Puris. Allora, vediamo un po'. Sbarcato a Mogadiscio il 16/2/1900, c'erano preso prigionieri. In quell'occasione quindi lei è stato. E lì c'era preso prigionieri. Si capisce? Vicino al Monte. Sì. Quindi lei è stato fatto prigioniero per 41, così. Calcolato prigioniero di guerra allo singolo quindi 10/6/1941. Internato al campo di concentramento a Israele
con l'acqua qui, senza poterci sedere, lì ancora con le camionette in giro e noi in piedi. Siamo stati fatti che mi ci hanno disarmato, il Friulino ci hanno disarmato. Come è successo? Ecco, però fatto, cioè come ci hanno messo il vino sopra la presa. c'è stata qualche battaglia, qualche azione? No, niente, non c'era mossi. Eravamo circondati, non potevamo muoverci. Quindi che hanno raggiunto C'erano tutte le camionette in giro, noi eravamo noi eravamo andati solo di moschetto. solo il moschetto. No, lo moschetto c'era e la pistola. Devo dire, E ci hanno dato questo qua. Dopo il ti tempo hanno fatto qualcosa, ci hanno dato via orologio, penne, stradali, tutto quello che ci hanno dato. L'orologio era per anche in momento mi posi il libretto, guarda un po', libretto ferroviario, prendevano le cose assini, e c'erano gli scontri ed erano un po' vergogni. pensavo che Prendendo le cose assini. E da lì ci hanno lasciato dopo 3 giorni. Nel 13, il giorno 13 ci hanno portato Elisabetta, ci hanno caricato. Sì, attraversato il Botero, perché il Botero, c'era il Botero prima. Noi avevamo una Botero, e il grande e l'avevamo fatto sapere e se non che loro, come Carponi, Allora, c'era questa è l'intervista che ho stralciato io inglese, una mezz'oretta, ma ve la riassumo Linda Disaveva l'hanno trasferito in India, nei campi di concentramento inglesi a Calcutta, Bombay, ci è rimasto 2 anni, poi lo hanno trasferito insieme ad altre centinaia di prigionieri in Inghilterra e lui racconta tutto il viaggio e lì, quello che vi ho detto prima, in Inghilterra lo mandavano a lavorare un pochettino, era una zona industriale, Liverpool, no? Penso che anche lui abbia lavorato un po' a caricare carbone, eccetera, però la sera gli lasciavano un paio d'ore liberi, potevano girare lì nella periferia della zona industriale dove c'era il campo di concentramento, sin quando non è riuscito poi a tornare con quella storia che vi ho raccontato prima col fratello, che è stata la scena più da ricordare, no? La più bella, diciamo, anche un po' romantica, però era commovente anche quella lì. Invece vorrei che ascoltiamo l'intervista raccontata da Gavino Montenegro solo della parte della prigionia. Lui mi racconta tutto, da quando è partita a quando ha terminato, però ascoltiamo solo la prigionia, da quando sono stati fatti i prigionieri, erano insieme ai tedeschi all'isola di Samos, lui ha fatto la campagna greca, l'isola di Samos è proprio vicino alla Turchia e lui era lì in quell'isola, non succedeva niente di particolare, ha fatto il corso, lui faceva il trasmettitore, no? I segnali Morse con la luce, ed è per quello che ha fatto il postino poi, perché sapeva trasmettere con l'alfabeto Morse, no? Che aveva imparato lì nel corso a Samo, e dava i segnali alle navi, da terra alle navi. E si divertiva, giravano l'isola, una bellissima isola, lui se la ricordava benissimo, da un giorno all'altro. Sappiamo com'è andata la guerra, no? I tedeschi fanno prigionieri tutti gli alleati italiani e da lì inizia il racconto. Sentite un po'. Questo dovrebbe il giorno prima di Natale si capisce bene un po' tutto. la cucina di Natale l'hanno portato alla cosa su dei vagoni industriali, è vero? È troppo alto. Va bene. Ogni vagone e in certi vagoni c'erano 40. Quindi uno passato, tutti passati, c'era una palla lì ed erano ammassati. Del pesciate. Tutti questi particolari. Sai cosa abbiamo fatto? Ce n'era uno che c'era un terreno, no? Un terreno bravo a montare. Aveva fatto un buco nel pavimento, diceva
bisogno perché non mi davano da mangiare. Beh, partimmo, l'indomani era Natale, Sempre in treno, in treno, camminando, tutta la notte. siamo passati a Coso, nella Morea lì, sopra, e a tua mamma a Tessalone, Tessalone figlio, e lì ci era fatto fermare 3 giorni fermi lì sulla stazione. Sempre dentro, chiuso, Non riuscivamo per niente. E per mangiare dalle gallette, sì. ci buttavano di quelle gallette a pezzi così. E le prendeva, saltava il fatto. E acqua nulla maledizione, acqua non ce ne dava. Quanti giorni siete Dai volte si facevano, aprivano e potevamo uscire. Avevamo la caldaia del treno per prendere acqua. Di quello che usavano per la caldaia. Dalla caldaia. Dunque partimmo Quindi 3 giorni siete stati fermi alla se stazione no di Tessalone. se no eravamo dentro i treni rinchiusi. E venivano gli aerei ci lasciavano tutti. Ma voi in quel momento non pensavate che noi prima eravamo alleati con questi tedeschi e invece eravate prigionieri. Eravate coscienti voi per la situazione della guerra, vero? Anche ufficiali c'eravamo noi, ufficiali Il generale nostro se n'è scappato. questo non l'ha detto. Ce n'è scappato. Ma non era l'isola di Saba? E dove era scappato? Scappato in Turchia, perché il santo era attaccato alla Turchia. Appena visto i tedeschi arrivavano e fuggito. Se no lo avrebbero passato. In barco a nuoto, Ma ne so molto come è andato. però sa che è fuggito. Infatti, se lo ero qui, ho sentito alla televisione una volta il generale Soldaretti, il comandante, il generale del corpo d'armata, come il mio generale, Era fuggito, invece poi l'ho sentito io dalla televisione, ho detto vedi il generale mio, che l'ha fatto il generale di corpo d'armata. era riuscito a fuggire. E ma ha abbandonato tutto l'esercito. a lui la preparazione. No, gli ufficiali Gli ufficiali generali. Quindi mi stava dicendo, ma voi lì a Tessalonica, in quei giorni, nei vagoni, c'era anche qualche ufficiale, sottufficiale? No, ufficiali niente, li hanno presi tutti. Erano andati in Germania. I sottufficiali c'erano. Sì, Sottufficiali, prima c'è gli altri in Germania. tutti gli ufficiali li hanno presi tutti in Germania. Nei campi di concentramento. Non so che li hanno fatto, ma certamente Li hanno separati. Ci hanno separato. Va bene. Quindi, dopo quei 3 giorni lì, E poi per in mezzo a mille problemi, di nuovo. arrivava a Skopje, nella Macedonia, però delle Jugoslavi. Macedonia era Jugoslavi, sì. E lì ci siamo rimasti qualche mese, qualche cosa lì. In che condizioni? Sempre in treno? Sì, lungo la ferrovia. Potevate uscire dai vagoni? Anche uscire, rinchiusi, era fatto. E poi di lì da Skopje siamo andati a Koserevac. Lì c'era veramente. Dove era questo? Koserevac, Nella Albania? No, nella Siria. Jugoslavia? Sì, nella Siria. Montagna? E c'erano montagne Turchia, anche montagne. E lì da Koserevac poi ci hanno preso. Quanto siete rimasti? Qualche settimana, sì. Sempre in treno, nei vagoni? Freddo c'era. C'era ma meglio però lì, c'era il Danubio c'era completamente, passavano anche le macchine, guarda, al punto del Congelamento, la temperatura c'era, no?
E in treno che tipo di sofferenze si pativano dentro il lavoro? Eravamo tutti a noi Quando ne dicevate tra di voi? C'era qualche argomento? argomenti di sempre che da fare. Certo, che eravamo tutti di fare. C'era una frontata con lui, una voce, sempre cantando quel corpo, era sempre il mio vapore, no? Come si chiamava il vostro ricordo? No, mi ricordo come si chiamava. E c'era la parte destra fuori, mi faceva la parte perché c'era una voce. I tedeschi applaudivano C'era la parte fuori. perché cantava bene. E l'applaudiva, proprio quello che avevamo la visione. E quello lì ci ha fatto passare ore Diverse, diciamo. molto diverse di quanto avremmo potuto fare diversamente. Sconti da parte. Poi per forza se non c'era acqua per bere, figurati ce n'era per la marcia. I lucchi avevate, i lucchi. E io per forza poi sono tutti i tutti. Lì nei vagoni. Anche Nei vagoni, mentre eravate nei vagoni. sì, perché c'era la paglia, dentro la paglia. Questo- Ad ogni modo, siamo arrivati a Cortella, lì già siamo usciti dall'hotel. Poi di lì ci prende, anzi no, arrivavo con la tradotta d'estremo, no? C'erano 70 vagoni. La metà siamo rimasti là, che c'ero io, siamo rimasti a Poggetta, l'altra metà in Germania, in Polonia, li hanno mandati. Nei campi di concentramento subito. E io sono rimasto là, il mio vagone e gli altri che c'erano dopo di me, siamo rimasti a Poggetta, cioè nella Serbia. Di lì ci prendo. Poco tempo siete rimasti? Beh, no, non tanto, perché poi ci ha spreso con le cose, con i camion scoperti. E nevicando, Nell'inverno, vero? nevicando però, ci caricano in questi vagoni scoperti, Camion, vero? i cavi in colonna e ci portano alla Brest. Abbiamo fatto 300 km Sotto la neve. sotto la neve, in camion. Vi hanno portato al lager. Lager Bregenz era un lager di munizioni in pieno inverno, a 2000 metri dalle Belgio, che tutti noi eravamo abituati al clima greco della Grecia. Parlate di divise leggere? No, ma io dico come eravamo. Divise estiva, diciamo. Quando estiva eravamo in Reggio Verde e ci portano lì 6 o 7 metri di neve c'era. Via del Freddo in quel posto. Poi il lager era fatto in modo, proprio era un campo di concentramento di munizioni. Quello di Auschwitz e anche i classici dei tedeschi. Era fatto così, no? In discesa. Qui c'era il lager. Poi era tutto gelato, tutto pieno di neve. E lì c'era, giù in fondo, c'erano i gabinetti e i bagni, no? E la trite, diciamo. E i bagni per la faccia. C'era l'acqua, quindi non c'era L'acqua, ma l'acqua era gelata, però c'era un po' di riscaldamento e l'acqua la gelata. Ma il modo era scendere. Aspetti un po', prima di arrivare al lager, per quanti giorni avete camminato in Italia? In giornata siete arrivati? Guarda, Avete fatto lei mi ha detto che avete camminato per 300 km. 300 km. Una giornata. Siamo partiti La mattina. la mattina e siamo arrivati di sera di notte. Quindi un viaggio siete arrivati fredoliti, senza mangiare. Senza mangiare, freddo così, figurati scoperto. E avete chiamato tutto il giorno.
non è il caso, tutto è pieno di nero, si vede era male che ce ne vedete c'erano le catene, magari Insieme alle batterie. Sì, proprio il giorno, il mese, l'anno. di novembre forse. Del 40? 43. 40. In quell'anno c'era questo freddo così, ma freddo, ritmico, che a 30-35 gradi sotto zero che era freddo. Noi eravamo diventati la ricca della vigile, e poi siamo venuti su. Come era questo lascio? Era organizzato bene, cosa c'erano le baracche, il legno? Però pagate niente. E c'era il luce, c'era il motore, no? A benzina o diesel, vero? Ecco, diesel che trasformava l'acqua elettrica e c'erano le acque elettriche Tutta la notte? Tutta la notte la luce accesa? sì, era accesa e anche Dei reticolati, diciamo. C'erano la rete, c'era le restrizioni. ecco la protezione. Oh, ragazzi, C'era sempre la protezione. perché poi il male era quando noi dovevamo andare a fare un bisogno, bisogno impressionante, giù. Ecco, le aprire. Molto di sabbia. Lungo era stato. Eravamo 3-4.000 in questo campo diviso in tanti, qui c'era il lago Graz, il lago Torme, il lago Bridenz. Io ero il lago Graz, cioè il lago Brenes. Ecco, uno vicino all'altro. No, distante, ogni 4-5 minuti ce n'era uno. E il mio dove ero io era un lago di munizioni. Avete già trovato altri prigionieri quando siete arrivati? No. Non c'era nessuno. Quindi era un nuovo questo pezzo. Per lui, Non ce l'avete trovato il Curito, era il per arrivare. Bravi del cielo con le baracche. Tutto in legno. Uguali a quelle di Auschwitz. Molto castelli. Per forza eravamo 3.000 di 2 Ecco, in ogni camerata quanti militari? molti erano camerate grosse. 100 potevate essere anche di più. Eravamo a 3 a 3. Il castello per Creta, 3 piani diciamo. 3 piani, sì. 3 piani. C'era la scaletta per salire, vero? E lei dove? Quale piano? Sempre nello stesso letto è stato? No, io sono stato sulla pianta crema. A metà, sotto però. No, vi cambiavano modo, oppure vi No, c'era così. Abbiamo vinto. E dunque il mare era quando andavamo a fare dei bisogni. C'era ghiaccio, no? ghiaccio e scendevamo giù e scendere tanto quanto. Facevamo il subito che poi a salire. Come potevi fare a salire e eravamo di tutti perché c'era Ma molta discesa. così era da poco era un campo di munizione e a salire era terribile e qualche volta qualcuno Invece di andare nella crina, invece le base le trovavamo non si poteva. Appena gli hanno fatto entrare via Laghi, come era organizzata una giornata dell'Agri? No, Appello, faceva ogni giorno. tutti i giorni La mattina? la mattina sveglia alle 3 alle 3 della mattina sveglia e devo piazzarmi se no erano mancano le latte che erano io Allora, il baracco per svegliare, che tra come sentivo il motore della luce, no? Ho detto va, iniziamo a preparare che arrivava la luce subito e allora devo di attenta per 4 ore. quindi di notte, In mezz'ora dovevi essere pronto, l'ha fatto, eccetera, pronto per essere pronto alla lunata, diciamo. alla lunata, tutti fuori con la tormenta alle 6 partenza. Una sala c'era,
camomilla proprio. C'era a decreti che era camomilla, non so, anche le cose c'erano dentro. Tutto buttavano dentro. Sì, tutto dentro, senza zucchero però, niente dolce, te lo compravi a Roma. Quindi passavate con la gambettina, vero? Con la... O passavano dentro direttamente? No, andavi, c'era La cucina c'era. c'era un cucina, in realtà ci mettevano un mezzo di... Se no era roba calda. Sì, quello che ci trovavo. E poi alle 6 partenza. Prima facevano l'appello. Di notte, questo di notte. C'era la luce, chiaramente, no? La luce. Ognuno doveva rispondere presente. Per forza. Alle 6 partenza. Allora, Ma scusi, dopo la durata vi rimandarla di nuovo indietro alle barche. no, a lavorare tutto il giorno fuori. Stavano facendo una ferrovia nuova. Siccome lì c'era un grande bosco di Fagio, no? Fagio e Mattia, Figlia, Betti, ma di più, era Fagio. E c'erano le squadre. Io ero alla squadra di tagliare le cose, no? A Cariolo, eccetera. No? E poi c'erano quelli del taglio legna, tagliavano gli alberi, ma alberi colossali dalla via, secolari. E poi ma quelli era il pericolo, perché gli alberi erano, come posso dire, erano gelati là, come un corpo di niente capace perché erano congelati, capito? Carichi di neve, Andava a toccare era pericoloso che hanno fatto lì. è pericoloso, ma male non c'era. Era Sì, si lavorava tutto il giorno. tutto il giorno fino alle 8 di notte. Sempre fuori lì, non rientravamo neanche a mangiare fuori, portavamo a mangiare. E cosa vi davano lì? Tutti i giorni, tutti i giorni Come c'era dentro il brodo? non te lo vedo. L'avevamo detto prima, bucce di patate. E pomodori verdi, bolliti, ma ce n'erano 2 o 3 pezzi se li trovavo. E c'erano le bucce di patate. Bucce di patate. Patate e fluvio non te ne davo. Quindi eravate deboli, fisicamente. No, ma siccome c'era molto freddo, a faccia non eravamo brutti, insomma, i gomiti alla faccia, ma le ossa che le ossa. E dunque noi stavamo arrivati a poter mangiare tanta così. Il rancio, no? Il rancio. 2 volte arrivava. 2 volte? No, arrivava. E verso mezzo arrivava. Quindi Eravamo sempre rapidi, sempre pure. tagliando legna sempre. E poi stampando il terreno per fare questo coso. La ferrovia. Questa ferrovia no. L'avevamo finita lui. No, la ferrovia l'avevamo finita lui dopo. E poi Quindi per quanti giorni avete fatto quel tipo di lavoro? dunque abbiamo fatto tutto l'inverno. Del 40? 44 e 44. All'inizio del 44. Tutto l'inverno, tutti i giorni questa Sempre sera. lì c'erano portato per esternare, Aspetti un attimo. Quando perché è successo che è fuggito qualcuno durante il lavoro, o ha tentato di fuggire? Nessuno si è mai ribellato. No, ti fucilavano, Non eravate guardati a vista? allora. È come equipaggiamento, come si lavora l'equipaggiamento? Cosa fate? Sempre le stesse divisioni? Addirittura. Quindi spazi eravate. Quindi c'era il rischio di congelamento o c'era? Sono tutto congelato. È stato
congelati e per aprire che facevi così, proprio per aprire una cosa, ho perso tutte le unghie, avevano la sua. appesi così, due o tre volte le ho perse, tutte le unghie del C'erano difficoltà fisiche. Quindi se andava a piedi si rientrava a piedi, non dava dall'aria. dal coso, dalla stazione, 1,5 chilometri, il massimo. Quindi tutto l'inverno, tutti i giorni la stessa cosa. Tutti i giorni alla notte. E quando si rientrava di notte in pratica. Ecco, di notte. Uscivamo di notte e tornavamo. Gli davano da mangiare per rientrare. E poi ci volevamo un po' lì. Ma si studiava il giorno di casa, nelle baracche c'era la bambina dell'acqua. No, Si andava sempre nella giù. guarda, Giù. E anche quello è un sacrificio eccetera, in mezzo con la scelta, col gelo così, scendevi. ecco, durante il lavoro non è successo che qualche suo compagno sia cacciato per difficoltà, per fame, per debolezza, per malattia, non si ricorda. Erano sempre bene. Io non è mai successo niente di particolare, e mi devi dire, No, guarda quello lì. e se qualcuno mandava visita, diciamo, era possibile? Comunque, non ce n'era più. Non ce n'era. Quindi uno anche ammalato, era obbligato a uscire. Magari qualcuno che fosse portarmi In libreria non c'era. Ah no, lì E quante mesi c'erano? sono tutti partigiani. Hanno circondato il corpo. Sempre con l'inverno? Hanno circondato e c'era un chef là, un capo anziano, austriaco. E I partigiani? l'hanno preso e l'hanno ammazzato. I tedeschi l'hanno preso e l'hanno ammazzato. Quindi davanti a voi. Davanti ai miei compagni, non era per me, ma era un volante, ma erano portati a me, io di un'altra squadra. Sì. E poi io sono andato a vedere morto. L'ha visto morto. E quello che ho visto, sono entrato nella camera di cose, sono entrato e l'ho visto morto. Ma era un po' Roberoni, un po' mezzo Roberoni, dei combattenti Nella prima guerra mondiale, nell'esercito austriaco. dell'esercito austriaco, poi ce l'aveva con lui. No. Però non avevano ammazzato i tedeschi questo. Sì, noi tedeschi no, i partigiani moldavani hanno circondato l'area no, e avevano preso anche tutti. Ma questo faceva parte dell'esercito tedesco. Sì, dell'organizzazione sotto, non era dell'esercito. No. Organizzazione sotto, vestivano Top. vestivano come marrone, No. divisa marrone, con la bandera, Una svastica. con la bandiera, con la croce uncinata. Era una svastica tedesca. Sì. Invece l'esempio che era il grigio verde. Quindi erano SOS, erano? No, erano No, erano perché loro pensavano per sistemare i fuoieri, per fare queste cose. avevano quel compito lì. Quel compito lì. Invece la ferma, quella era la direttiva. Quelli erano bravi. No. L'esercito tedesco Quindi non erano quelli tedeschi. no, erano non erano quelli ed erano la maggior parte dei russi. Quindi con gli italiani gli era rimasto qualcosa. Quello ce l'avevano. Poi lì siamo rimasti e loro va bene, a quando è venuto Quindi tutto l'inverno era tutto bene. Quindi sembrava che le stesse cose. Ecco, un attimino, potevate scrivere a casa? No, niente. Isolati completamente. Isolati completamente, non avevamo niente. E a casa vostra sapevano che era stato fatto prigioniero? Lo sapevo. Inizialmente
viene la primavera, ci portano via lì, ci portano giù a Borgo, alla miniera di Borgo. E a Corso Nostro un po' piedi. a chi? Sono stato 20, dal 20 a 30 Quindi non è che la non c'è questa. lettera passata loro, ma il buono oramai chiaramente potevano rimanere lì, no, in montagna si sarebbe rimasti bene. Al posto nostro hanno mandato ungheresi presi in Ungheria. Li avete visti arrivare? Sì, 9.000 ungheresi presi da Cadoro. E che hanno sostituito loro a Costa, loro alla Verbrene e noi giù In un altro lager? Adesso Guardino descrive Come si chiamava? tutto il periodo che ha vissuto lavorando in miniera, prima in miniera di rame e poi in miniera di carbone, parecchio tempo. Lo saltiamo, altrimenti è un po' troppo lungo. E andiamo verso la fine della conclusione di questo racconto. Passavano i treni reduci cioè i treni i reduci della guerra Ha lavorato anche in un colorificio, preparavano le vernici, no, eccetera. Li avevano assegnati a delle famiglie, no? Come manodopera, pur di mangiare. i soldati di truppe che non amano truppe bulgare, ma che italiane, bulgare, dell'esercito bulgaro, armati come bulgari, e tradotte pieni. E ci siamo messi Qui sì, nel 44 sempre. Qui ha già raccontato quando sono riusciti a fuggire, no? Perché i tedeschi a un certo punto li hanno inquadrati e li stavano portando in Polonia, anche a loro. E invece sono riusciti a fuggire di notte, dato dice che siamo. E sono andati a finire in un'altra zona. Bisogna andare a 2 a 2. Dice, non cerchiamo di dare nel lungo che andare tutti e 4 via all'altra zona. Quindi ci siamo messi d'accordo e partono 2, questo di Trepiglia e questo di Mestre. Partono. Quindi se troviamo il posto veniamo a avvisare così per iniziare da voi e no. Sono andati i pubblici come ricordo si sono presentati che li hanno nascosti insieme a loro. Allora non potevano parlare perché l'esercito era una lezione, andavano dentro. Era una cosa pubblica, era una salvezza quindi. Allora. E quindi sono entrati però non hanno potuto avvisare a lui. Accidenti, guarda che è stato. Sono arrivati e sono arrivati a Sofia, alla capitale. E voi non ha tempo. E noi aspettavamo del problema da qua e per tutta la sera non sono rientrati. Questo e non ci hanno potuto. Il giorno dopo abbiamo ricevuto un corso. Lui adesso sta raccontando quando stavano tentando di andare in Bulgaria, perché c'era la regina bulgara che era italiana, no? E quindi dice che ci vogliono bene, capito? Per la giornata da loro. Però non vi ho raccontato perché quando sono fuggiti dalla colonna, no? Con i tedeschi, sono stati fatti prigionieri dai partigiani serbi e li hanno portati nel campo di concentramento serbo, dei partigiani serbi, ma li hanno assegnati a delle famiglie per lavorare. Però non aveva avuto un tempo di avvisare. In quel momento dice è partito e noi siamo venuti, siamo partiti per uno, che i bulgari. Appena letto quello, tu vedi cosa avete pensato? Hanno detto anche Ma i partigiani non erano no, poi i capi dirigenti del posto che c'eravamo lì, gli operai e il padrone pure che era dirigente. No,
gli avevano spiegato cos'è. No, siccome si sono accorti che non c'erano quindi, ma dove sono andati? E allora noi c'eravamo il biglietto del domingo. In Bulgaria sono, in Bulgaria. E allora loro non sapevano fare, stavano tenendo di fare come cosa loro, capito? E allora siamo andati due, no? I due che siamo rimasti insieme al padrone, al capo dei partigiani. E il capo dei partigiani, non so cosa l'ha preparato, non so, ma sono stati a noi, non ci hanno dato più ci hanno dato all'Isra detto, no, all'Isra no, un altro paese di vicino, verità? ci hanno fatto rientrare dove erano gli altri che lavoravano lì, che li mandavano a loro preso. E poi a noi due e altre cose che hanno portato all'Isra, alle veniere di cose, di carbone. E lì come erano queste filiere? niente. C'erano sottoterra? Sì, ma l'adesione. Di carbone? C'erano quelli che erano anche che io Erano molti... c'erano gli operai serbi, c'erano i jugoslavi, però di diverso idee, di diverse idee politiche che li hanno qui. E italiani, lui altri. Siccome in quel tempo volevano a Trieste, volevano a Trieste a qualunque cosa. Ma avevano provati a Trieste, ma non l'ho fatto. Loro gli americani mi facciano vedere che li hanno portati qui. E allora, per punizione a noi tutti in miniera, tutti gli italiani che eravamo lì, tutti in miniera sui fuochi. A 300 metri sulla terra lavorato io. Un anno di miniera ho fatto. Un anno di miniera che ho fatto. E come si sta? Così, no? Anche lì senza mangiare? Poca roba. Lì, Fate. sai cosa facevo io? C'era uno operaio vicino del posto di quei paesi vicini che veniva, che è stato pure in Carbone, lavorato alla maniera di Carbone, era portato tutto. Quello lì si portava la mangiata a casa, no? E naturalmente veniva il mezzogiorno, il giugno era, e noi non facevamo nulla. Non eravamo lì? No, quando uscivamo, finita la giornata, 8 ore precise. Allora lui ne lasciava un po', che cosa che mangiava lui, e me lo mangiavo qui. Poveretto, certo che Era umano. fatto sta che dopo 8 facevamo 3 turni. Uno dalle 6 del mattino, Come era continuato? continuo, notte e giorno. Certe volte una settimana che ho fatto lì, che erano Ai partigiani. e dove sono fatto? No, dove sono fatto? Partigiani era questo. Allora, partigiani. È uscito dalla miniera? Uscivamo dalla miniera, ecco, questa è Ascoltate questa scena, questa è comica da fare. facevamo la miniera, pionieri, Stiamo camminando? carbone, dicevamo pionieri del carbone. C'era la doccia, no? E andavano a fare la doccia, puliti, no? E poi quelli che andavamo che aspettavano di mangiare lì, no? Conservati dai nostri compagni che prendevano i raggi. Ma siccome sapevo che i raggi non valevano nulla, che era brodo e di queste cose qui, un po' di fagioli così, allora scappavamo 3 in un paese, per esempio,
3 a Geni, 3 a Pescosa, a 3 a Aero, a 3 a Colomina, a 3 a... C'era quello di vicini, certo. Andavamo ai cimiteri a mangiare ai cimiteri, perché loro usano a portare a mangiare ai cimiteri, i morti. Sempre, ho preferito solo 3 volte alla settimana. Sai che cosa la guarda? Sì, tutto l'anno. 3 volte alla settimana, mercoledì, il venerdì e la domenica. Oh, non tutti cosa fare, in particolare. E andavamo a mangiare lì, poi per mangiare. Ma quello Prima non si spiega, non si spiega, come loro. no, Allora, dico i recinti, no? recinti di fracche visciutami, però Per terra, in terra, la croce, movimenti, eccetera. Dunque prima non niente, no? Prima facevano mezz'ora cioè prima a partire, mezz'ora, vicino alla toppa. sopra la tomba, ognuno che aveva la sua tomba, poi era saliana, e poi gli altri, eccetera, eccetera. Allora c'erano i suoi parenti che Sì, loro il pane bianco, in casa loro mangiano. Al cimitero sì, è una preghiera. Sì. Portavano in mezzo di Dio, pane bianco, bianco, perché non lo mangiano in casa, non lo mangiano. Al cimitero come preghiera. E naturalmente portavano formaggio, portavano carne, portavano uova, portavano il vino, portavano la grappa, tutto c'era lì. un ristorante, Tutto il banderato, tutto la toppa. le tovagliere. Prima di mangiare si facevano un bel piatto. Oh, Piatto sul serio. Allora, il parente è capace che il parente non c'era neanche lì, è capace che era morto in Croazia o in Slovenia, in quelle parti. Però loro facevano il posto lì. Alla Memoria del corpo, sì. C'era la croce, ma una mezz'oretta di piatto. Tutti lì, tutte le cose. E voi nascosti? Noi eravamo italiani, che Ma nascosti oppure no? no, ascolta, la prova che sono andata c'è una vergogna in braccio. La verità è con tutto che ci avevamo fatto, eppure mi vergognavo di entrare. E sono rimasto dentro, chissà, là, e mi sono seduto. Arriva la signora che se ne accorta che io non ci sono entrato. E come mai che tu non? La prendo sotto il braccio, non mi porterei. E lì stavano piangendo, c'erano le sorelle, le cose. E si tirò anche lì. Allora mi sono cercato anch'io. E io pure faccio una spetta di piangere. Lei se non ci compagni, allora? Ognuno si divideva, ce n'erano di croce, ognuno c'aveva la sua, no? C'aveva la e ci siamo tutta gente piena. Poi di roba italiana, poi del piatto arrivava una, ce n'era una donna anziana incaricata, no? Proprio di quelle che cantava la questione. Però, cosa volete fare? Sono morti, pregheranno per noi, eccetera. E li sistemavano. Allora finiva il piatto. E allora ci iniziamo a mangiare. Mangiavano anche loro, certe ragazze, io ho visto ubriache, io andarsene ubriache Facciamo questa dopo quel piatto. Sì, dopo il piatto c'era la festa. Ecco, e poi, E noi così volevamo la bere. Poi noi dovete prenderli. Siete più tardi, era una festa che faceva poco. Allora era così. quindi si voleva prendere Sì, cosa a fare
cercavano carte pure, Europa, e in quel di Dio c'era, tu sempre. E quello non si scappato. Quindi poteva stare anche un giorno o 2 giorni senza mangiare, no? No, io lo facevo così, no? Io facevamo così bene. Poi cercavamo poi portavate la cosa presto. Ce lo davano loro, ce lo davano un sacchetto e mettevamo la roba dentro. E la portavamo i compagni, mettevano la grande miniera. Non prendevano tutti, no? E quindi anche loro quando noi eravamo alla pratica erano la stessa cosa, una aiutava l'altra. E ci portavano così. L'ho voluta far ascoltare quasi tutto, almeno questo spaccato, no? Guardate che tutto il racconto dura 3 ore. Come sono stati liberati? Allora, infatti volevo aggiungerlo adesso. Allora, a un certo punto, per la finita, vedevano le tradotte, no? Il treno pieno di soldati che rientravano, e quindi anche loro hanno seguito, sono rientrati, anzi non sono rientrati da soli, volevano rientrare da soli loro, invece sono stati sempre presi dai partigiani serbi jugoslavi e li stavano accompagnando, ma era già iniziata la campagna di Tito in quel periodo, no? Comunisti lì in Jugoslavia. Lui mi ha raccontato che è arrivato ad Ancona da Durazzo, quindi sì, è arrivato, però ha detto che si è accorto che fermavano tutti quelli che si ribellavano ai comunisti jugoslavi, e quindi bastava un piccolo cenno di protesta, li prendevano, li mettevano su camera e chissà che fine hanno fatto. Io ho detto che ero comunista e mi sono salvato. Così. Era raccontato, era normale, c'era. E il generale gli ha detto: bravo, sei stato bravissimo, altrimenti ancora non ci saresti arrivato. Perché era così. Una nave jugoslava li ha accompagnati all'Ancona da Durazzo, e lì piano piano poi sono rientrati. Lui è rientrato a Sassari, gli hanno dato dei soldi chiaramente, no? E li hanno aiutati, li hanno vestiti perché erano in condizioni, erano straccioni, proprio straccioni. Sono rientrati in Italia con i pantaloni tutti strappati, straccioni, quindi gli hanno dato degli abiti puliti, nuovi. Sì, quando poi sono rientrati, vi ho raccontato la scena che quando è arrivata a Sassari è andata a casa delle sorelle che studiavano a Sassari, no, le magistrali, e non l'hanno riconosciuto, gli hanno chiuso la porta in faccia. Nel 45? Sì, 45 e 46, adesso non te lo so dire di preciso, perché lui è rimasto 2 o 3 anni fuori, la guerra terminata, quindi forse è 47 anche, adesso non voglio sbagliare, non me lo ricordo, 46, e in tutti i modi. Però quello che è interessante, avete sentito come ha raccontato la sua esperienza drammatica, sorridente? No, come se l'esperienza che ha vissuto lui l'avesse vissuta un'altra persona, stava raccontando qualcosa di un'altra persona, è riuscito a sdoppiarsi in questo senso. Anche un po' con ironia. Con molta ironia. Lui era ironico fondamentalmente. Di carattere era così. Sì, perché era così. Però, sai, Gio Salvatore invece non è riuscito a raccontarla. E lui era un volontario fascista, Gio Salvatore, è partito proprio volontario lui in Libia. E lui la racconta in maniera spensierata, no, queste avventure. Per me è molto interessante. Io lo so che è molto pesante ascoltare, no, questi racconti, se non si è proprio interessati in maniera particolare, però è uno spaccato dei nostri compaesani che non lo ricorda più nessuno. Una domanda, in quale laga è stato nella zona del Danubio? Lager Bregenz, lui ha detto, sui monti della Serbia, vicino al Danubio, era circa... Pensavo io più che altro Sachsenhausen, pensavo. Sachsenhausen che si trova sulla Sassunia direttamente. No, Germania però stai dicendo. No, lui non era in Germania. Non è arrivato lui in Germania. Non è arrivato. No, è perché erano fuggiti, però li stavano trasferendo in Polonia, Sì. capito?
perché l'ha detto lui, dice la metà sono andati avanti, l'altra metà inizialmente ci hanno lasciato perché forse non ce la facevano a trasferirli perché erano 8.000, 9.000, no? Erano troppi, quindi li hanno divisi in gruppi e insomma in tempi diversi però li avrebbero portati tutti. In Polonia, che fine hanno fatto non lo so, diceva lui, però era sicuro che stavano andando in Polonia. Però lui è stato fatto prigioniero poi come abbiamo sentito, dai partigiani serbi, che bene o male gli hanno permesso un po' di lavorare, cioè sfruttavano lo stesso, no? Li assegnavano delle famiglie, ha lavorato in miniera e ha terminato di fortunati ad essere là, perché anche i partigiani serbi poi hanno fatto. Ma scherziamo, ma infatti lui quando stava rientrando, quando ha capito che chi si ribellava leggermente faceva fine brutta, lui ho detto che ero comunista, così. Capito? E quindi si è salvato. Se comunista non era, certo. Quindi io spero Andrea, di essere stato utile per quanto riguarda la memoria. La memoria è questo è un lavoro di memorialistica che è bene conservare, è bene ricordare, perché purtroppo tutte queste persone, le generazioni giovani non le hanno conosciute e non le conosceranno mai. Memoria soprattutto perché l'abbiamo sentita dalle parole delle persone che hanno vissuto proprio questa tragedia della guerra. Sì, perché il bello è avere la fortuna anche di sentire raccontare queste esperienze. Queste persone poi, tornate dalla guerra, sì, mi raccontavano inizialmente, però poi i nostri paesani che magari non avevano fatto la guerra, eccetera, non credevano a tutto quello che raccontavano, anzi pensavano che gonfiassero un pochettino, no, i racconti e così via. Quindi a un certo punto non hanno più raccontato nulla, si rifiutavano addirittura. Io quando ho intervistato persone di 90, 95, 98 anni anche, mi ringraziavano perché avevo avuto la pazienza di ascoltarli per ore, perché loro erano 70 anni che non ne parlavano, capito? Questo è un valore, per me è un valore storico, anche perché noi siamo abituati, chi ha fatto gli studi di scuole superiori specialmente, analizzare tutta l'epoca fascista, no? E la seconda guerra mondiale, la prima, il nazismo, eccetera. Queste cose nei libri di storia non le sentiremo mai, le esperienze proprio della guerra vista dal basso, e invece sono le cose più interessanti secondo me, anche perché lui è andato in Grecia, alla campagna Grecia non come volontario, di leva, il partito di leva per sostituire i grandi che c'erano, capito? E quindi erano tutti obbligati ad andare in guerra, anche se durante il fascismo c'erano le camicie nere eccetera, c'erano i volontari. L'ultimo aneddoto di nonno, come al solito, nonno tra canto e racconti di guerra, nonno anche lui aveva intenzione di andare in Etiopia perché avevano promesso un bel appezzamento di terreno, non era contadino e voleva avere il suo terreno in Etiopia per lavorare, stava partendo, era pronto per partire, aveva fatto la richiesta, partivano volontari con la famiglia, quindi insomma qui il lavoro si era posto e invece ha saputo che il suo gruppo lo stavano per mandare nella guerra di Spagna, ad aiutare a Franco, non ha servito così niente da fare, allora tutto se n'è tornato. Era pronto a disertare, invece se n'è tornato, non era mai. Poi c'è la processo negli anni 60, un periodo che era stato in Germania, il consolato italiano, per istruzione del collo che c'è stato fatto, ci faceva visitare tutti i lager nella zona che sarebbe quella del nord. In Germania però? Sì, Germania. Proprio per vedere come erano fatti i lager. Quelli che sono rimasti, perché i nazisti prima hanno cercato di distruggere tutto, capito? Quindi quello che è rimasto. Quello che è rimasto. Sì, abbiamo visitato questo di Bergen e Sachsenhausen, che sono i più grandi assieme a quello della. Allora lì in Germania trasferivano spesso gli ufficiali, capito? Erano lager per ufficiali, sottufficiali, ma mentre soldati di truppa, infanteria, eccetera, quelli li mandavano nei campi di lavoro, nei lager per lavorare, lavori forzati, eccetera. La strada da Berlino-Colonia è stata costruita in quel periodo. Certo, dai prigionieri di guerra, certo. Fatta tutta in cemento, certo. E sono 600 km. Allora, grazie per la pazienza che avete avuto. Certo non lo faremo tutti i giorni una cosa del genere, perché
Però è interessante conservare la memoria dei nostri paesani. Io più avanti spero abbiate anche l'occasione con la voglia di presentare la raccolta di memorie che farò di quelli della prima guerra mondiale in particolare, ma è chiaro che farò anche il capitolo per i nostri prigionieri di guerra della seconda guerra, e senz'altro farò di tutto per presentarlo anche qua, non so quando, ma l'intenzione mia è di... La biblioteca è sempre disponibile. Senz'altro, ci sarà senz'altro. Quindi grazie a tutti davvero. Si riesce a fare pressione Ecco così. E se non la devo fare. Ciao. Vero? Non so, io ho detto chi vuole può Divertite. alle 8. Ci sono Sì. gli uffici, chi vuole Io sono Salvatore della Nuova Scala. però non so che A sapere. Io non le consigliare. no, Allora, un attimo. Sono Giovanni Michiero, quando guarda ci sono di questo, ma le loro spalle c'è una storia. Grazie sui libri di scuola. Non le metto, Ma questa questi che hanno vissuto con noi. mi hanno dimenticato. L'ultimo rosso, non avrei apprezzato un libro senza sapere alle sue spalle c'era Guarda c'è l'esperienza che hanno. grazie Rolando. Ciao. Ah, dov'è che sta con la telecamera? Semmai le decido io. Bene. L'ho registrata, lei che fruite? Calagare Mario, Satta, eccetera. Antonello, non che il timbuzzi. Antonello è a che, ma magari non è... Comunque,